Amici di Vadalomax, benvenuti in questo nuovo video. Già, fa strano vedermi in infrasettimana, vero? Però credetemi che le informazioni e le notizie che fra poco vi darò valgono la pena. Prima di iniziare però vi volevo ringraziare di cuore per il traguardo che avete fatto raggiungere al canale, ovvero abbiamo superato quota 1000 iscritti. Veramente un traguardo che sinceramente mai mi sarei aspettato di raggiungere in tempi abbastanza brevi, però comunque come vedrete nel video che uscirà domenica vi spiegherò un pochino per cosa è successo. È stata una cosa veramente inaspettata, per cui vi ringrazio ancora, continuate così, iscrivetevi, lasciate un bel like, commentate qui sotto, passate anche dai social che troverete in descrizione, Facebook e Instagram, passate anche da Twitch dove ho cominciato a portare delle live di just chatting dove facciamo chiacchierate a 360 gradi non solo in ambito kart e motorsport ma anche di tanti altri argomenti. E appunto prima di iniziare a parlarvi delle notizie abbastanza positive e succulente ci tengo a precisare una cosa: le notizie che fra poco vi dirò sono state diffuse anche negli organi di stampa, per cui il mio consiglio non è di prendere subito questa nuova fase come un liberi tutti, facciamo quel cavolo che ci pare. No, vanno sempre rispettate le normative come distanziamento sociale, mascherine, guanti, igienizzante e quant'altro, per cui anche quello che vi dirò fra poco dovrete un attimino contestualizzarlo alla situazione che stiamo vivendo. Partiamo col dire che oggi è il 4 maggio e non è soltanto lo Star Wars Day, la citazione per gli appassionati credo che sia scontata, ma è anche il giorno dell'inizio di questa benedettissima fase 2 che tanti abbiamo aspettato. E appunto con il DPCM per quanto riguarda la fase 2 il governo italiano ha autorizzato gli allenamenti di atleti professionisti e non per quanto riguarda gli sport individuali, e naturalmente negli sport individuali rientra anche il nostro amato karting, per cui in teoria si potrebbe già andare a girare in pista, ovviamente con tutte le precauzioni del caso, ma si potrebbe andare. Ma c'è un ma che si chiama codice Ateco, che in tantissimi avrete imparato a conoscere in queste settimane per via delle riaperture scaglionate e così via, che nient'altro è un codice di identificazione e classificazione delle attività economiche che viene usato dall'Istat per le sue rilevazioni in ambito economico. Ebbene, i cartodromi o comunque tutti gli impianti preposti a quello che è la pratica dello sport motoristico hanno come codice Ateco il 93 e fin qua non fa una grinza il ragionamento. Peccato che con lo stesso codice vengano identificati anche altri tipi di impianti sportivi, come per esempio appunto impianti sportivi e palestre. Capirete voi che comunque il karting, con le sue peculiarità per quanto riguarda l'attrezzatura, è decisamente più avanzato rispetto a che ne so, palestre, calcio, nuoto e così via, perché ovviamente siamo vestiti di tutto punto per proteggerci, con caschi, tute, guanti e quant'altro. Il discorso ovviamente va a finire su quelle che sono le aree comuni. Infatti in una delle bozze dei protocolli che verrà mandato al Ministero della Salute e al Ministero dello Sport dalle varie federazioni c'è anche il discorso del distanziamento sociale nelle aree comuni come pregriglia, parco chiuso e parco e zona assistenza. Ovviamente meno gente possibile nelle giornate di allenamento, e comunque se il protocollo dovesse funzionare in queste magari 2 settimane, perché si parla comunque di inizio delle attività in pista dal 18 maggio, si potrà anche pensare di utilizzarlo anche per gli eventi agonistici, per cui ovviamente da fare a porte chiuse, pochissime persone, solamente lo stretto indispensabile, in modo comunque da poter ripartire per quanto riguarda le attività sportive. Ovviamente, come ho detto prima, nel codice 93 ci sono tantissime tipologie di infrastrutture per quanto riguarda lo sport, ovviamente con caratteristiche diverse l'una dall'altra, per cui è quello che diciamo lega le mani a noi kartisti da poter tornare in pista, appunto il discorso che ci sono altre tipologie di strutture come palestre e così via che hanno comunque un rischio di possibilità di contagio molto più elevato rispetto a un autodromo, un kartodromo e così via, per cui il mio consiglio è quello di tenere d'occhio comunque i canali ufficiali, quelli della CICSAI o comunque anche Vroom sul suo gruppo Telegram, che potrete trovare direttamente sul loro sito, che comunque li pubblicano con costanza le notizie appunto derivanti dal mondo del karting, per cui di sicuro lì verrà fuori qualcosa. Ma c'è comunque una parentesi da aprire che si chiama Veneto, ovvero la mia regione, perché appunto sembra che alcune piste appunto del Veneto già in questa settimana, voi vedrete il video il 5, domani c'è
c'è Caselle del Tivoli che apre per i test privati, ovviamente a porte chiuse, senza tifosi né niente, ovviamente solamente per i privati, e a quanto ho letto sulla pagina Facebook anche Jesolo sembra intenzionata a riaprire già questo weekend per le prove dei privati, per cui è una situazione un po' particolare. Il mio consiglio ovviamente è quello di contattare direttamente i diretti interessati, perché forse magari c'è uno spiraglio per cominciare a ritornare a girare finalmente. Bene, dopo questo papiro dedicato al mondo del karting, spero che magari qualche idea in più ve la siate fatta. Ovviamente, come ho detto prima, il consiglio è quello di consultare direttamente i canali ufficiali che troverete magari su internet, sulle riviste specializzate, comunque anche direttamente i social delle varie piste, perché ovviamente loro, essendo interessati alla cosa, sono molto più informati. Se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, vi invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale, a passare da tutti i social che trovate in descrizione, Facebook e Instagram, attivate la campanella delle notifiche, quella è molto importante, e ci vediamo domenica prossima con un video molto particolare nel quale racconto un aspetto del sottoscritto che magari molti di voi non conoscono. Dal vostro Domax è tutto, ci vediamo alla prossima, bye bye!